Ed ecco di nuovo con l'approfondimento parliamo di distribuzione di giornali, i problemi sono molti, il sistema rischia di saltare, soprattutto a Venezia dove c'è un'azienda che sta distribuendo giornali, ma con il calo delle vendite purtroppo, essendo pagata a vendite, rischia davvero di dover ridurre il personale. Ha bisogno di aiuto perché svolge una funzione sociale e ha bisogno di aiuto che potrebbe arrivare sia dal Comune di Venezia, aiutando, andando incontro con tariffe agevolate per il trasporto, per esempio l'ormeggio nelle banchine, ma ha bisogno di aiuto anche dagli stessi edicolanti che stanno un po' boicottando il mondo della stampa. Ne parliamo con Claudio De Rossi, che è il dirigente dell'agenzia di distribuzione giornale di Bonfà. Salve Claudio De Rossi, perché ne stanno approfittando gli edicolanti? Ma ne stanno approfittando perché dal punto di vista della redditività purtroppo la stampa è andata via via sempre offrendo una scarsa remunerazione, per cui corrono a riparo con la vendita di prodotti alternativi e questo è anche comprensibile. Quindi souvenir, maschere, barchette, magliette, cappellini eccetera. Il problema fondamentale è che la defezione della stampa, se nel territorio nazionale abbiamo negli ultimi 2-3 anni un meno 30%, a Venezia si parla del 40-45%. Perché? Perché non c'è una adeguata esposizione del prodotto editoriale. Tale argomento è stato oggetto tra l'altro di ampia discussione con il Comune di Venezia e si è arrivati a dare una pseudo-regolamentazione a questa esposizione, perché sapete che il nostro è un prodotto di impulso e pertanto se visto si vende, altrimenti se nascosto nessuno conosce che è posto in vendita. Ecco, diciamo che c'è una regola che non viene rispettata da parte degli edicolanti, perché loro hanno delle agevolazioni per il fatto che vendono la carta stampata, no? Però in cambio non danno nulla. Non danno nulla, non rispettano i criteri minimali che ha sancito il Comune, che prevedono ad esempio che nella capacità espositiva del chiosco il 55% della superficie venga destinato all'esposizione della stampa. Ecco, ricordiamo che la superficie loro la pagano pochissimo, proprio in virtù di questa della povertà del prodotto che vendiamo e della scarsa remunerazione, per cui pagano dei canoni di locazione al Comune molto bassi per favorire questa divulgazione del prodotto editoriale. Il problema fondamentale è che purtroppo le minori vendite pongono gli edicolanti a ricorrere a prodotti alternativi, ma in maniera purtroppo non regolamentata, non controllata, e hanno fatto sì che negli ultimi 2 anni le edicole praticamente non si riescono neanche più a individuare tali. Ecco, per esempio la foto che abbiamo alle nostre spalle è il sogno dei distributori di giornali, perché si vedono tutti i giornali esposti. In realtà le edicole a Venezia ora non sono più così, si vedono soprattutto oggetti. Oggettistica, souvenir di vario tipo. E purtroppo... E qui è il Comune però che dovrebbe in qualche modo imporsi, no? Perché c'è una violazione del regolamento. C'è una violazione del regolamento che dovrebbe essere monitorato, controllato e sancito dai preposti alle verifiche e che purtroppo, probabilmente per mancanza di carenza di personale o scelte, non lo so, comunque non lo fanno. Lo dovrebbero fare quotidianamente, perché il nostro prodotto purtroppo quotidianamente viene venduto e se non viene esposto ogni giorno muore, viene meno quello che è la possibilità di venderlo, quindi si manifesta nel giro di una giornata la nostra vendita. Se non è esposto alle prime ore del mattino chiaramente non si vende più. E purtroppo gli edicolanti, specialmente negli ultimi tempi, i professionisti cosiddetti storicamente edicolanti sono venuti sempre meno, perché hanno optato per delle affitto di azienda e demandando a dei personaggi, delle persone extracomunitari che ovviamente nulla hanno a che fare con la stampa, non sono preparati come tali e privilegiando in vendita il prodotto alternativo, soffocando letteralmente la stampa. Esistono dei subaffitti che hanno contribuito a stanno facendo morire il sistema. Dovrebbe che il Comune intervenisse in qualche modo vigilando sulla cosa. Certo, anche perché c'è il fenomeno degli extracomunitari, no? che stanno prendendo in gestione le edicole e che sono molto meno preoccupati, insomma, della vendita. Sì, a loro interessa ovviamente la quadratura mensile, la redditività nel suo complesso, per cui chiaramente ciò che offre più guadagno viene esposto.
Però, ripeto, il fenomeno primario è quello che godono di benefici, di posizioni di tutto favore, magari sul listone, sulla promenade, sul passaggio primario dei turisti, dove effettivamente vanno a pagare molto poco. Quello che è il canone di locazione e occupazione solo pubblico oppure del chiosco, proprio per vendere la carta stampata che non vendono o non pongono in vendita, addirittura le prime ore del mattino in vendita e poi le tolgono completamente per far spazio alle gondolette, alle bandierine, ai cappelli eccetera. Insomma, in sostanza, se lei passeggia per Venezia farà molta difficoltà a trovare, individuare una rivendita come lo si era, come la si spera nel sogno che ha lei visualizzato, cioè non ce ne sono. A parte quelli che sono ovviamente all'interno di strutture fisse, insomma, che ancora riescono a temperare. Purtroppo però non sono al centro della città. Grazie Claudio De Rossi, ci fermiamo qui, parleremo sempre di distribuzione di giornali e affronteremo un altro argomento che è quello della normativa, che anche questa non aiuta, ma ne parleremo nella terza puntata domani, seguiteci.